Sei un allevatore o lavori in agricoltura? Coldiretti Nuoro Ogliastra ti ricorda che sono in fase di predisposizione le domande premio PAC 2025. Coldiretti è al tuo fianco per tutte le informazioni e la predisposizione della presa dati per le domande. Coldiretti Nuoro Ogliastra. Ti aspettiamo nelle sedi di Lanusei in Viale Marconi e a Ierzu in Corso Umberto. Ogni volta che entro qui, so che ci sei, sempre al mio fianco. Sono pronto a sostenerti in tutti i reparti, corsia dopo corsia. Dagli alimentari al sushi sul momento, passando per macelleria e pescheria. Insieme sposiamo solo la qualità. E se non hai voglia di cucinare, scopri la freschezza del reparto gastronomia. Delizie pronte da gustare, buone come fatte in casa. Vivi la tua spesa con amore all'Eurospar Tortolì. In offerta birra Tuborg 66 CL a 99 centesimi, ammorbidente felce azzurra Mon Amour 60 lavaggi a 2,99 €, mortadella con pistacchi Despar duetti a 2 €, melone verde a 1,19 € il chilo. Eurospar, via Bertolotto 2, Tortolì, tutti i giorni, orario continuato dalle 8:30 alle 21. C'è un luogo dove si sta davvero bene, dove i profumi sono inebrianti e dove la simpatia e la cordialità sono di casa. Ichnos Aristopub, la pizzeria e il ristorante da vivere con tutta la famiglia, gli amici o la persona speciale. Le pizze sono cotte nel forno a legna e vengono proposte in tantissime varianti super gustose. Il ristorante segue la tradizione sarda, dalle ricette antiche a quelle più moderne, e solo con prodotti freschi e selezionati. Ichnos Aristopub, in pieno centro, in via Monsignor Virgilio 42 a Tortolì. Per info e prenotazioni 0782 4504 12. Seguici anche su Facebook e Instagram. L'estate, il sole che bacia i capelli, il mare, uff, i capelli, oddio, i capelli, basta! No, ferma! Ci pensa Amy Beauty Air, con il kit per la cura quotidiana di Kerastase, la messa in piega in regalo. 5 prodotti, iniziando con olio e crema nel pre-esposizione, dopo sole con shampoo e maschera, e prima di uscire, olio elixir ultime per dare lucentezza. E se ti manca il salone, con l'acquisto del kit, la messa in piega te la regala Amy Beauty Air. Everybody's Perfect. Via Macomer 1, dietro Banca Intesa, a Tortolì. 0782 62 36 84. C'è un'estate in cui non sei solo spettatore, ma protagonista insieme agli autori, alle storie, alle emozioni. A Perdas de Fogu torna a 7 sere, 7 piazze, 7 libri. Il festival letterario dove ogni piazza diventa un incontro, ogni sera una scoperta e ogni libro un dialogo da vivere, insieme. Dal 28 luglio al 3 agosto siediti tra le persone, ascolta, domanda, emozionati, perché ogni voce conta, anche la tua. 7 sere, 7 piazze, 7 libri a Perdas de Fogu. Il pubblico è parte della storia. Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi di SNI, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori, si diventa. Chi l'ha detto che la pausa pranzo deve essere uno sbatti? Sunset Lounge Bar, la tua oasi immersa nella natura, ti propone menù di terra o mare a partire da 15 €. Hai capito bene, 15 € per staccare con gusto nella tua pausa pranzo. Basta file, basta guardare l'orario. Al Sunset la cucina è aperta tutto il pomeriggio e per i più raffinati ogni giorno fuori menù da leccarsi i baffi. Sunset Lounge Bar, lo stile che cercavi tutti i giorni. Piazzale San Gimigliano, Tortolì. Buongiorno a tutti e a tutte da Federica Melis, ben trovate il secondo appuntamento della mattina con Stella Dice Che, con il nostro notiziario le news dall'Ogliastra. Partiamo con la cronaca. La Sardegna ancora una volta in fiamme, devastata dagli incendi, non viene risparmiata neanche l'Ogliastra. Ieri una giornata di inferno, una serie di roghi divampati a Tortolì, Cardeddu, Bari Sardo, nelle campagne di Ierzu e Lanusei, una giornata campale per la macchina antincendio, uomini e
mezzi impegnati via cielo e via terra. Un vigile del fuoco è rimasto ferito dal getto dell'acqua dell'elicottero del sistema antincendio e inoltre sono stati evacuati nella zona di Cardedu 2 resort. Insomma, una giornata di inferno. Il sindaco Ivan Mameli, preoccupato per le fiamme divampate in località Foddini, appunto tra i comuni di Cardedu e Barissardo, ha disposto la chiusura di alcune strade, facendo anche un appello ai cittadini di evitare gli spostamenti nella zona. Abbiamo il piacere di avere al telefono con noi proprio il sindaco di Barissardo, Ivan Mameli, per parlare insomma della situazione attuale dopo i roghi. Buongiorno sindaco. Buongiorno Federica e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Sindaco, allora ancora una volta l'Ogliastra in fiamme, ormai facciamo i conti con questa piaga da anni. Cosa ci può dire al riguardo e com'è la situazione ora nei vostri territori? Allora, purtroppo è brutto dire, ma ci siamo un po' abituati, nel senso che non è, almeno per quanto mi riguarda, non è la prima situazione emergenziale con l'incendio con cui abbiamo avuto a che fare. Ieri ha destato particolare preoccupazione proprio perché era a ridosso di strutture ricettive e in un'area dove secondo come avrebbe poi continuato le folate di vento avrebbe potuto creare particolari problemi anche non solo per le cose ma anche per le vite umane. Quindi insomma si è dispiegato la macchina dei soccorsi. Devo dire che sono stati veramente bravi, sono stati in alcuni casi hanno proprio compiuto dei gesti eroici perché hanno arginato con tutte le forze una linea di fuoco che non era per nulla semplice da contrastare. Certo, ma si sa già se questo è un incendio doloso o colposo? Si ha un'idea? Io questo non lo posso sapere, non sono abituato a fare delle supposizioni quando ci potrebbero essere delle responsabilità personali. Immagino che gli inquirenti sapranno come eventualmente investigare e capire che tipo di mano è stata, se sia un qualcosa di accidentale o un qualcosa di doloso. Io mi auguro di no, perché sarebbe qualcosa di veramente non solo criminale ma che culmina in un disastro, perché quello di ieri si è andati vicini a un disastro a tutti gli effetti. Occorre però dire due cose che sono sempre molto importanti, anche i comportamenti delle persone in questi casi. La prima cosa fra tutte è quella di allontanarsi dalle situazioni di pericolo e non andare lì come spesso accade, a fare i semplici a guardare, a vedere uno spettacolo che di spettacolo purtroppo c'è ben poco. Invece accade spesso che in questo modo vengono ostacolate i soccorritori, che sono momenti concitati in cui devono correre per salvare vite umane o salvare habitat naturali che proprio in quella zona hanno un valore inestimabile. Occorre, lo ripeto, lo sottolineo, l'ho detto in più tavoli, soprattutto in prefettura in più occasioni, occorre investire in quella che si chiama prevenzione, con interventi di pulizia, con la infrastrutturazione di strade che in casi come questi fungono da vie di soccorso e di fuga. Quindi occorre investire, occorre dare in questo caso le risorse ai comuni affinché possano mettere in campo tutte queste azioni di prevenzione. Qualcosa di importante noi l'abbiamo fatta, ma non è sufficiente. Occorrerebbe un monitoraggio proprio dove insistono le aree altamente frequentate da bagnanti, a parer mio, in cui non può prescindere la presenza di idranti. E quindi questo è, secondo me, uno studio che deve essere fatto su larga scala. Noi alcune aree come queste le stiamo predisponendo nelle nuove progettazioni, le stiamo tutte prevedendo con degli idranti, con delle aree parcheggio che sono dotate anche di mezzi di soccorso,
però occorre farlo su larga scala. Io quello che mi auguro è che questi avvenimenti servono, come dire, da monito per capire come bisogna intervenire, ma bisogna investire in prevenzione. Perfetto. Farlo dopo o troppo tardi. Sindaco, oltre la prevenzione e l'infrastrutturazione, come arginare questa piaga, soprattutto quando poi i colpevoli sono mano criminali? Qual è la ricetta? Cosa si può fare? Inasprire le pene, mettere delle vedette? Non so quale può essere per mettere fine a questa piaga inspiegabile poi. Io penso che non sia facile fare delle deduzioni o tirar fuori delle conclusioni su come contrastare un fenomeno che ormai va avanti da tantissimo tempo. Sono cose che conosciamo benissimo, sono cose risalenti, ed è altrettanto difficile capire le ragioni. Spesso e volentieri mi imbatto su discorsi che ognuno ha un po' la sua teoria, quindi è un fenomeno, come dire, culturale, è un fenomeno che nasconde degli interessi occulti, non tanto occulti. Io questo non lo posso sapere e non è facile trarre delle conclusioni. Non mancano sicuramente il controllo da parte degli organi preposti, Forestas, Vigili del Fuoco. Ripeto, non è mai abbastanza quello che si fa, occorre investire tanto in prevenzione, soprattutto in questi incendi di interfaccia che sono quelli che ci lasciano più preoccupazioni, ma pensiamo per esempio alle zone più altamente frequentate. Adesso, per dirne una, se una proposta seria bisogna fare, la faccio proprio anche qui, come l'ho fatta in prefettura. Noi abbiamo ettari e ettari di pinete costiere che oggi sono abbandonate a se stesse, o meglio, appartengono al demanio marittimo, ma non hanno un minimo di manutenzione perché non rientrano dal patrimonio forestale gestito da Forestas, non rientrano e non possono rientrare nella gestione comunale in quanto è un bene demaniale, insomma vengono lasciate lì in balia di chiunque, eppure sono quel patrimonio che tutti noi ci vantiamo di avere e che spesso centinaia e migliaia di persone trovano refrigerio nelle giornate altamente soleggiate e calde del periodo estivo. Ed è una follia pensare che oggi non abbiano un minimo di manutenzione o siano lasciate delle manutenzioni, come dire, un po' estemporanee. Queste sono delle aree che a parer mio, ma a parere di tanti anche colleghi che hanno a che fare con pinete costiere, dovrebbe essere manutenuto in maniera costante, non solo per assicurare la salute della pineta, ma anche per preservarla, perché sono delle vere e proprie polveriere, in quanto non avendo nessun tipo di manutenzione si lasciano, come dire, in balia di chiunque. Questo è un grave deficit di tutta la regione Sardegna, che dovrebbe essere finalmente colmato. Io di questo ne ho parlato in più occasioni, ne ho parlato anche con la Presidente, adesso metterò anche su iscritto una proposta da mandare all'assessore all'ambiente, ma è arrivato il momento di metterci in mano, anche perché invito chiunque a fare un po' di mente locale. Andate a vedervi dove succedono le emergenze sugli incendi interfaccia nelle zone costiere, spesso e volentieri hanno a che fare con le pinete costiere o aree a ridosso delle aree del demanio marittimo, retrodunali e via dicendo. Sono aree che hanno bisogno di una manutenzione costante e di mezzi per preservarle. Chiarissimo, grazie Sindaco per il suo intervento, grazie mille e buon lavoro. Grazie a voi, grazie, buona serata. Ecco, abbiamo avuto il sindaco Ivan Mameli che appunto ci ha raccontato insomma dell'incendio fronteggiato ieri, che ha interessato anche parte dell'area comunale insomma di Barissardo, al confine tra Barissardo e Cardedo, insomma, e poi quali potrebbero essere le ricette per arginare questo fenomeno inspiegabile, la piaga degli incendi che colpisce la Sardegna ormai ogni estate. Noi però andiamo avanti ora, passiamo a girarsi
Sole con una buona notizia, perché il comune è destinatario di importanti risorse che ammontano a circa 1 milione di euro. Queste risorse permetteranno di realizzare 3 interventi fondamentali per lo sviluppo e la valorizzazione del centro storico. A farlo sapere con una nota il comune guidato dal sindaco Lodovico Piras. 420.000 euro per la nuova piazza della chiesa, uno spazio rinnovato e accogliente dove ritrovarsi, socializzare e vivere la comunità. Altri 450.000 euro invece per il completamento del centro storico, gli interventi nelle vie 4 novembre, il completamento di via Mazzini, via Bixio e via Dante, con interventi di recupero e valorizzazione per rafforzare la bellezza e l'identità del cuore del paese, per riportarlo alla sua storicità. 200.000 euro invece per il secondo lotto della pista ciclabile, e quindi il comune prosegue il suo impegno per la mobilità sostenibile. Il sindaco ringrazia gli uffici per la collaborazione e per l'impegno e per l'ottenimento di questi importanti risultati. Andiamo avanti, ci spostiamo ad Arbatax. Si è conclusa con grande partecipazione ed entusiasmo la 6ª edizione del progetto Ripuliamo il mare, promosso dall'associazione Il Triangolo con il contributo della Fondazione di Sardegna, un'iniziativa educativa e ambientale che ha coinvolto 36 giovani volontari in una serie di azioni concrete per la salvaguardia del territorio costiero e marino, culminate nella raccolta di oltre 8 kg di rifiuti tra Pineta e Specchio d'Acqua, antistante e Tortoli. Insomma, 2 giornate dove i giovani partecipanti hanno prima ripulito le aree di spiaggia e Pineta, poi sono usciti in mare con barche e gommoni per raccogliere rifiuti galleggianti. In totale sono stati rimossi oltre 12 kg di plastica e materiali vari, contribuendo concretamente alla tutela della flora e fauna marina. Ogni azione può fare la differenza, questo è stato il motto che ha guidato questa edizione del progetto. Proseguiamo il notiziario, parliamo ora di salute mentale. Non lo si fa mai abbastanza, anzi troppo poco. Lo fa invece con tanta delicatezza Luca Schiro nel suo ultimo docufilm Come i fiori, una serie di interviste dove chi ha vissuto o vive il disagio, la depressione si racconta e si apre con coraggio. Abbiamo il piacere di avere al telefono con noi l'autore del documentario, che verrà proiettato giovedì 31 luglio in Piazza Chiesa a Barisardo alle 21, Luca Schirru. Buongiorno Luca. Prima di iniziare la nostra chiacchierata chiederei alla regia di mandare in onda il trailer. Mi sono visto giudicato tante volte. A volte mi giudico io stesso quando alle 9 del mattino vado e mi compro la birra. Perché io da appena è nata mi sono accorta che facevo fatica ad accettarla. Infatti penso che la situazione sia degenerata nel momento in cui abbiamo avuto a che fare con il Covid. Con la depressione ti senti sola anche se sei in mezzo ad una festa. Un po' devi svegliarsi, e ogni giorno è una guerra. Qual è stato il momento in cui pensi di aver toccato il fondo? Quando mi sono dato a fuoco. Ecco, questo è il trailer del docufilm a cura di Luca Schirru. È veramente forte e potente, tratta questo tema con delicatezza. Io ti ringrazio Luca perché parlare di questo tema non è facile, tu l'hai fatto. Come nasce questa idea? Grazie Federica. Allora, quest'idea nasce in maniera molto semplice, nasce da domanda. Cosa posso fare io per poter dare una mano? Diciamo che io questi temi li conosco fin da quando ero bambino, anche perché li avevo conosciuti in casa. Mi ricordo quando ero piccolino ne ha sofferto mia mamma di depressione in maniera molto forte. Io me la ricordo che quasi non parlava, no? In certi momenti. Per cui sviluppi, diciamo che la sofferenza insegna sempre, certo. Sviluppi anche una certa sensibilità. E quello che vedo io, quello che ho sempre visto sono 2 cose. Da una parte la vergogna
perché sembra sempre che ci si debba vergognare, no? Se si ha qualcosa che riguarda il cervello. E dall'altra le persone che hanno sempre due possibilità, o tendere la mano o affossare. E quello che vedo è che spesso si tende a affossare con dei giudizi netti, si tende a affossare cercando di elevarsi, no? Parlando male degli altri, ma in maniera molto, molto cruda, ed è una cosa che mi ha sempre dato fastidio. Per cui mi sono detto, proviamo a smuovere qualcosa, no? A rompere un tabù. E ci ho provato per anni in realtà. Ma non si riusciva a fare, perché chiaramente è ancora difficile parlare di queste cose qua, e poi invece all'improvviso siamo riusciti a fare questa serie di chiacchierate e io ne sono molto, molto felice, perché mi tocca, io penso che sia una cosa che tocca veramente tutti. Sì, Luca, tocca a tutti, perché a me fa venire i brividi, perché comunque sono persone che si raccontano, si aprono con coraggio. Non è facile farlo, appunto perché c'è lo stigma e il pregiudizio, purtroppo ancora, quando invece è un tema che davvero tocca a tutti questo. Volevo chiederti, quando tu hai pubblicato il trailer sul tuo profilo, in tantissimi hanno commentato, è come se proprio la gente si aspettasse finalmente si parla di salute mentale in termini chiari, senza termini complessi o chissà quali ambiti scientifici o medici, chiaramente. Guarda, mi è successa una cosa, quando abbiamo pubblicato il trailer è successo che tante persone mi hanno scritto in privato, qualcuno mi ha chiamato, mi hanno fermato in giro. Certo. Tante persone si sono aperte e mi hanno raccontato delle storie anche molto, molto intime, molto crude. Io ho detto, cavolo, forse allora la strada è quella giusta, perché le persone non si aprono perché sanno che dall'altra parte spesso c'è il giudizio. Il problema è quello. Vero. Il problema è quello lì. Allora se tu dici, guarda che siamo tutti nella stessa barca, perché lo siamo veramente, al di là di quello che ci propone la società, i social che ci vogliono supereroi, non lo è nessuno. Allora una persona si sente anche la forza di poter dire, io sto male, cosa posso fare? Dall'altra parte è successa un'altra cosa. Molti mi hanno detto che coraggio, no? Che coraggio, nel video c'è tua sorella, c'è tua zia, ci sono anche loro. E la mia risposta è chi vuole vivere in un mondo dove bisogna avere coraggio per essere se stessi, per potersi aprire. Io credo che un mondo così non fa stare bene a nessuno, no? Certo. Guarda, non ci sono cose complicate da dire, le cose sono molto semplici. Bisogna solo educare ad aprirsi, e veramente noi dobbiamo educarci ad ascoltare le persone e a giudicare di meno, cercare di capirle, perché oggi sono loro e domani siamo noi, questo è certo. Assolutamente, Luca, quanta verità. Allora ricordiamo che giovedì 31 luglio il docufilm sarà proiettato alle 21 in Piazza Chiesa. Le interviste sono a cura appunto di Luca Schirru, le riprese di Daniele Lai, ci saranno anche intermezzi musicali di Giuseppe Muggiano, corretto? Sì, con un quintetto. Con un quintetto, perfetto. Quindi noi rinnoviamo l'invito ai radioascoltatori di partecipare a questa importante serata. Grazie Federica. Grazie a te Luca per quello che fai, veramente. Grazie mille. Grazie Federica. A presto, buon lavoro. Ecco, abbiamo sentito l'autore di questo bellissimo docufilm, abbiamo potuto vedere e sentire anche il trailer. Chiudiamo con un evento. Nel saggio Me la sono andata a cercare, diari di una reporter di guerra, Giuliana Sgrena ripercorre gli anni e le esperienze di vita in tutti i maggiori conflitti, dall'Algeria all'Iraq, dalla Somalia all'Afghanistan, dalla Siria all'Eritrea, tra incontri con persone straordinarie, il ricordo di colleghi che hanno pagato con la vita la loro volontà di testimonianza, la condizione di vita delle persone, soprattutto delle donne nei paesi islamici.
Sgrena porterà la sua testimonianza questa sera a Villa Grande. Accanto all'autrice ci sarà Giusy Ferreli. L'appuntamento alle 20 in piazza Chiesa a Villa Grande, quindi con la presentazione di questo bellissimo libro. Gli incontri sono realizzati da Liberos nell'ambito del festival Entula. Chiudiamo così il notiziario di oggi e torniamo come sempre domani mattina con la nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito e grazie alla regia di Roberta Loi.